Oggi qui siamo in tantissimi sotto la pioggia per ribadire che lo sgombero di lunedì non ci ha spaventato, che siamo determinati a continuare la nostra battaglia, che Treviso è vergognosamente piena di spazi abbandonati e lasciati al degrado. Contati alla partenza 700 persone. Questi ragazzi hanno dimostrato e stanno dimostrando che prendendosi la responsabilità dei destini della propria città, la propria città può cambiare. Noi siamo felicissimi perché seguiamo questi ragazzi, io personalmente da tantissimi anni, da tanto tempo, e sono orgogliosa perché stanno dando veramente la sveglia a questa città e penso che sia importante questa partecipazione anche da fuori Treviso. È un figlio che scalcia, scaccia viene veloci dalle braccia, vede assatura. Arriva da Belluno. Venuto appositamente per la manifestazione? Appositamente, mi sembra un'occasione da non perdere, quella di rivendicare la possibilità di che ci siano spazi che vengono utilizzati, mi pare di capire, per quelle notizie che ho avuto, in modo assolutamente corretto e condivisibile. Il corteo farà una piccola pausa per denunciare uno degli ennesimi spazi lasciati completamente abbandonati di Treviso e dopodiché proseguirà verso il Duomo per arrivare poi infine a Piazza dei Signori. Sicuramente abbiamo superato di gran lunga le 1000 persone. Questa è la festa dei ragazzi, speriamo che l'amministrazione non sia più sorda e invece risponda come ha detto giustamente Monsignor Gardin. Noi sicuramente rioccuperemo, no, come al solito sarà una sorpresa, però l'unica cosa che possiamo dire è che ve ne accorgerete di sicuro come del resto tutte quante le altre volte.